Eccoci qui per questa doppia recensione del Bel Friuli. Allora, cominciamo subito col parlare del terzo episodio di questa fantastica serie. Allora, nel primo episodio intanto abbiamo visto come Leslie e Ludmilla intanto sono sopravvissuti al viaggio a Chernobyl, però qualcosa a Paolo non è andato molto giù, cioè che Leslie Shaw e Ludmillo sono tornati con un fottutissimo elicottero da Chernobyl, che lo hanno anche rubato da Chernobyl, quindi può essere anche che porterà delle radiazioni qui in Friuli, quindi è un casino. Comunque, nel quarto episodio della All Friuli, Ludmillo mette a posto l'elicottero anche per lasciare le meno, le meno prove possibili appunto di un certo furto, cioè non furto, scusate, di un certo elicottero, comunque di una prova che comunque loro c'entrano qualcosa con quelle misteriosi morti che sono successe nella farm dove Paolo era nella seconda stagione della All Friuli. Quindi loro dovevano per forza fare così. In tutto questo però allora Paolo, anzi Happy Farming Day e Leslie si mettono a fare un po' di lavori, ma il tutto è un completo disastro. Infatti io in questo episodio voglio paragonare Leslie come The New Zigbobobobolo. Esatto, perché in pratica io penso che entrambi sono molto sconclusionati in quello che fanno, hanno sbagliato tutti e due. E secondo me, in questi errori che fanno, che hanno fatto, che poi vabbè, è ovvio che quelli di Zigbobobolo sono molto più gravi, anche perché lui si è pure fatto licenziare per dire, però essendo che Leslie è fondamentale per il gruppo e per la farm comunque di Paolo, mi sembra, anzi di Happy Farming Day Channel, mi sembra più che giusto farlo rimanere. Comunque, dopo aver recensito la terza e la quarta puntata di questo bel Friuli, io vi ringrazio intanto per come sta crescendo la fanpage, siamo già a 37 subscribers, di questo ne sono molto contento perché vedo che c'è interesse, vedo che molti di voi si interessano alla serie del grande Paolo di Farming Day Channel che merita moltissimo e non mi stancherò mai di dirlo. Ora è a 1530 subscribers anche lui. Mi raccomando, entro luglio voglio che quel numero diventi 2000. Mi raccomando, conto su di voi. Mentre per la fanpage, punto sui 100, dai. No, beh, 100 troppi. Punto sui 50. Almeno sui 50, dai. Comunque, noi ci vediamo alla prossima recensione.